Giochi fatti in casa della Lega Nord, depositate le liste, scelti i candidati, la campagna elettorale è pronta a partire anche se non mancano i malumori, soprattutto in casa trevigiana, un tempo tra le province più importanti in seno al partito, in grado di portare a casa 5-6 deputati e che oggi invece si vede e si sente svalutata. Lo stesso ex segretario provinciale della Lega Nord, Gianantonio Darè, sindaco di Vittorio Veneto, parla di un vero e proprio ridimensionamento a favore di altre province, quali ad esempio Verona e Vicenza, accusa che il segretario regionale Tosi rimanda al mittente. Da un punto di vista della rappresentatività, noi abbiamo fatto in modo che le province, in base agli abitanti e ai voti, siano rappresentate tutte. Treviso infatti è fortemente rappresentata. E sulle deroghe concesse in Lombardia a Bossi e Calderoli, negate invece in Veneto ad Ozzo, il segretario del Carroccio chiarisce: se l'avessimo concesso ad uno piuttosto che ad un altro non sarebbe più finita. Si è fatta una scelta forte, coraggiosa, secondo me anche apprezzata, perché i cittadini vogliono il cambiamento, ripeto, con una gratitudine per chi ha dato tanto al movimento nel corso di tanti anni in Parlamento. E se fino a ieri, a giochi non ancora chiusi, il governatore del Veneto preferiva non intervenire sulla questione candidature, oggi Luca Zaia puntualizza. Il segretario ha avvocato a sé ogni possibilità di stesura delle liste e il consuntivo lo vedremo alla fine se la squadra è stata vincente oppure no. Vince la linea Maroni-Tosi, si dice tra gli scontenti. A gettare acqua sul fuoco delle correnti è lo stesso governatore Zaia. Rifugo e considero riduttiva la consueta divisione che spesso si fa tra bossiani e maroniani, perché in Veneto, soprattutto in Veneto, non esiste. Diciamo dei fondamentalisti ipersostenitori della vecchia linea si contano sulle dita di una mano. Intanto tra le new entry dei candidati c'è chi, come il sindaco di Cornuda, capolista per la circoscrizione Veneto 2, è pronto ad impegnarsi per il Veneto. Prenderò atto di questa grande responsabilità che mi è stata data da Flavio Tosi e da Luca Baggio di portare avanti il movimento sul territorio, di impegnarmi per il territorio.